Una giornata di solidarietà organizzata dai volontari dell'Associazione Nazionale di Azione Sociale Enzo Fragalà, dedicata alla sensibilizzazione della donazione del sangue sia come gesto di altruismo ma anche come strumento di prevenzione per la salute dei cittadini. Un'occasione per inaugurare il circolo ACLI Policlinico Oreto, una realtà che offrirà assistenza a titolo gratuito alle famiglie della zona più in difficoltà. Questa giornata l'abbiamo organizzata già diverse volte e la continueremo a ripetere ancora a lungo affinché molta gente possa avere la possibilità di donare il sangue, perché come ben sapete la Sicilia è una delle regioni che ha meno donatori possibili. Noi cerchiamo di farlo in modo tale da spargere questa cultura della legalità. Quindi di fare delle azioni concrete a favore di chi poi ha bisogno, perché il sangue è per tutti, non è per una parte o per l'altra parte. Abbiamo organizzato anche l'inaugurazione del circolo ACLI in questo momento per offrire ai nostri associati un servizio maggiore. Il circolo ACLI, ricordo che è un circolo di promozione sociale e quindi che serve per assistere i cittadini. Noi qui cerchiamo di avere un ampio servizio a favore del cittadino, compreso anche la distribuzione tramite il Banco dell'Opera Carità di Terrato Egea, che distribuiamo a titolo gratuito. La nostra organizzazione si apre a questo territorio, non a caso il circolo ACLI è stato chiamato dai dirigenti del neonato appunto circolo Oreto Policlinico, perché questa è una zona territoriale ad alta densità, basta vedere qui anche le tante abitazioni. E devo dire anche un territorio che ha tanta necessità di avere servizi. È importante questa giornata perché mette insieme due aspetti fondamentali della vita sociale, la legalità e la solidarietà. Le due cose, i due concetti stanno insieme, non può essere vissuta la solidarietà così come la legalità solo attraverso manifestazioni e convegni, ma attraverso azioni concrete.